Io ero all'interno della pizzeria quando mia moglie verso le 11 meno un quarto va a casa e esce dalla pizzeria. Uscendo dalla pizzeria trova una persona all'interno dell'auto. Corre subito all'interno dove ci sono io e mi dice: "Guarda che c'è una persona che sta rubando della roba in macchina". Io esco di corsa, questo nel frattempo però ha preso e se n'è andato verso il centro commerciale. A quel punto Trabuio, titolare della nota pizzeria Favaro Veneto, ha iniziato a rincorrere il ladro insieme a un'altra persona con la bicicletta fino a bloccarlo. L'uomo, un trentenne di Piove di Sacco, aveva rubato un coltello dalla sua auto, quindi affrontarlo diventava difficile. Così è scappato nuovamente, gettandolo durante la fuga. A quel punto Trabuio l'ha bloccato definitivamente in attesa dell'arrivo della polizia, che nel frattempo era stata allertata. Ciò che è accaduto poco dopo però ha dell'incredibile. Sono arrivati dei residenti, credo albanesi, però loro mi conoscevano, quindi mi hanno anche detto ciao Piero, e, e mi dice no, no, non devi tenere duro così. Ho detto guarda che questo qua ha appena rubato a casa mia, scusa se lo tengo duro, adesso arriva la polizia, no, no, lo devi fare perché gli fai male, no, guarda, è fermo qui, respira, non ha nessun problema. A un certo punto io guardo quello che è a terra e mi arriva un fendente alla nuca. E ovviamente io non potevo mollare questo per andare dall'altro, me la sono tenuta, ovviamente dopo pochi secondi è arrivata la polizia e lì ci siamo un po' beccati perché ovviamente loro dicevano che non era vero, ma i testimoni, che c'era anche un'altra persona, testimoniava che effettivamente il colpo era arrivato, difatti sono andato al pronto soccorso e mi hanno dato 3 giorni di prognosi. Oltre il danno, la beffa dunque. Il trentenne è stato portato via dagli agenti, mentre Trabuio ha sporto 2 querele. Uno al ladro ovviamente che mi ha fatto il furto all'interno dell'auto e uno ovviamente a chi mi ha ferito colpendomi senza neanche avere la possibilità di difendermi. Quindi questo è quello, la parte più grave è proprio questo, che tu sei qui che rischi la vita per tutelare e tutelare gli altri e alla fine vieni anche colpito da chi non capisce cosa stai facendo.